Allerta meteo oggi in Sicilia per via del ciclone Harry, scuole chiuse anche domani ad Agrigento, terremoto nel Messinese, magnitudo 4. L'Ordine degli Architetti di Agrigento fa un bilancio dei vari incentivi nel settore dell'edilizia. Un seminario sul tema si terrà il prossimo 20 gennaio alla Camera di Commercio di Agrigento. Ampia partecipazione all'incontro politico tenutosi a Palermo dell'UDC, alla presenza del Presidente Cese e del Coordinatore regionale Terrana. Eletto il nuovo Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Agrigento, riconfermato il Presidente uscente Calogero Dulcimascolo. Un morto sulla Palermo Sciacca, un giovane di 38 anni, sequestrato dalla polizia a un pub in centro città per alimenti non tracciati, bilancio dell'attività ispettiva dell'Ispettorato del Lavoro in provincia, un caso di nuova violenza domestica a Canicattì. Si è spenta Giusy Liberto, figura storica della danza agrigentina, i funerali nel pomeriggio alla chiesa di San Lorenzo a Monserrato. Inaugurato il Pala Eco Green alla presenza del patron dell'azienda Ciavarini, l'Agragas pareggia con il Noto, la Castrum perde a Milazzo, l'Aragona vince e resta in testa al campionato. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di oggi, lunedì 19 gennaio. Il ciclone Harry che sta interessando in queste ore la Sicilia fa paura. Per oggi e domani previsti venti di tempesta con raffiche che potrebbero superare anche i 90 km/h. La protezione civile ha diramato anche per Agrigento la provincia allerta gialla con ordinaria criticità, scuole chiuse oggi e domani su ordinanza del primo cittadino Miccichè, i nostri servizi. Il ciclone Harry si abbatterà in Sicilia fa paura. Per oggi e domani in alcune zone della nostra isola sono infatti previsti venti di tempesta con raffiche che potrebbero superare i 90 km/h. La protezione civile ha diramato ad Agrigento in provincia l'allerta gialla per la giornata di oggi, ordinaria criticità. Il sindaco di Agrigento Miccichè ha deciso di chiudere le scuole sia oggi che domani a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste. Ho disposto la chiusura di tutte le scuole nel territorio comunale di Agrigento. È stata inoltre predisposta l'attivazione del centro operativo comunale COC e in vista dell'ondata di maltempo che colpirà l'isola, la Regione ha attivato tutte le strutture sul territorio per una preparazione adeguata in previsione dei fenomeni più intensi. Un avviso di preallerta è stato già diramato qualche giorno fa dalla Protezione Civile regionale alle prefetture e a tutti gli enti coinvolti, invitando in particolare i sindaci in qualità di autorità locali competenti ad attuare le misure previste dai piani comunali. Il Dipartimento ha inoltre sospeso congedi e permessi per il personale e attivato l'organizzazione di volontariato per supportare tutte le verifiche necessarie ai presidi territoriali per l'attività di assistenza alla popolazione. La Regione si è mossa fin da subito, ha dichiarato il Presidente Renato Schifani, per fare in modo che attraverso la collaborazione istituzionale tra le parti coinvolte vengano ridotti al minimo possibili danni e disagi. Seguiremo costantemente l'evolversi della situazione e il capo della Protezione Civile regionale, Salvatore Cocina, è in costante contatto con il Dipartimento Nazionale, le prefetture e i sindaci dell'isola. E la Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento comunica che è in linea il link di collegamento alle stazioni meteo dell'ente in provincia, un'iniziativa che permetterà ai cittadini di poter accedere in tempo reale ad informazioni utili sulle condizioni del tempo, sui vari parametri, pioggia, umidità, direzione, intensità del vento, temperatura. Si tratta complessivamente di 7 stazioni attive nei comuni di Agrigento, Canicattì, Casteltermini, Santa Margherita del Belice, Sciacca, Licata e Bivona. Per l'accesso in tempo reale alle stazioni meteo si possono collegare tramite il link www.provinciadiagrigento.it.
Arriva il maltempo in Sicilia, mobilitata la protezione civile, previste 48 ore di forti venti, piogge e mareggiate, in particolare sulle coste orientali. Sono attese precipitazioni abbondanti e persistenti nell'intera regione, soprattutto sui versanti orientali, con una ventilazione di scirocco che raggiungerà l'intensità di burrascaforte e raffiche fino a tempesta, con forti ed estese mareggiate lungo le coste esposte. Per oggi il grado massimo d'allarme idrogeologico riguarda unicamente l'area etnea e il settore ionico messinese, ma domani il ciclone africano Harry pervaderà quasi tutta la Sicilia. Diversi comuni, tra cui quelli di Catania, Messina, Siracuse e Agrigento, hanno provveduto a disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio e provincia. Anche l'aeroporto di Fontanarossa ha stabilito di chiudere il terminal C ai passeggeri per le giornate di oggi e domani. Inoltre le università di Catania e Messina hanno disposto la sospensione delle attività. A Palermo scuole di ogni ordine e grado aperte, ma niente lezioni all'Ateneo. Ma non finisce qui. L'ASP di Palermo ha disposto il rinvio della tappa dell'Open Day itinerante della prevenzione in programma martedì 20 gennaio a Bolognetta. Ma non solo, è stato rinviato anche l'appuntamento previsto per mercoledì 29 gennaio a Rocca Palumba. L'iniziativa di sanità pubblica dell'ASP di Palermo prenderà il via il 5 febbraio a Castelbuono, assicurando ai cittadini la continuità dei servizi di prevenzione e screening. Il Dipartimento di Protezione Civile, nel diramare l'allerta meteo, ha consigliato di evitare le zone alberate dei parcheggi pubblici e dei viali, di transitare con prudenza e attenzione lungo le strade e aree pubbliche in cui sono presenti cartelloni pubblicitari o edifici pericolanti, di evitare di guidare monopattini, motocicli e biciclette, di guidare con prudenza le auto, di evitare di uscire se non in caso di reale necessità e di evitare di fermarsi vicino ad alberi, cartelloni o edifici e murature fatiscenti. Dalla serata di oggi è previsto anche il persistere di precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, un'azione necessaria, rimarca il governatore Renato Schifani, per ridurre al minimo possibili danni e disagi attraverso la collaborazione istituzionale tra tutte le parti coinvolte. E una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata in provincia di Messina, a 2 chilometri da Militello Rosmarino. Alle 14.54 di ieri il sisma è stato localizzato dalla sala sismica dell'INGV di Roma a una profondità di 8 chilometri. Non si registrano fortunatamente danni a cose o persone. Ce ne parlano meglio i colleghi di Messina. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata ieri, 18 gennaio, alle 13.54 nella zona di Militello Rosmarino in provincia di Messina. L'epicentro è stato localizzato a 2 km a sud del centro abitato, a una profondità di 8 km. Il sisma è stato localizzato dalla sala sismica dell'INGV di Roma ed è stato avvertito distintamente dalla popolazione, anche nei comuni limitrofi e a diversi chilometri di distanza. Numerose le segnalazioni da parte dei residenti che hanno percepito una scossa breve ma intensa, accompagnata in alcuni casi da un boato. Pochi minuti dopo l'evento principale, i sismografi hanno registrato una seconda scossa di minore intensità. Secondo quanto comunicato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è trattato di un terremoto di magnitudo 2.1 avvertito alle 13.58. L'epicentro è stato individuato a 3 km a sud-ovest di Militello Rosmarino, anch'esso a una profondità di 8 km e localizzato sempre dalla sala sismica dell'INGV di Roma. Ancora maltempo e freddo su Palermo, una situazione meteo che mette in evidenza le criticità nelle scuole della città, dove troppo spesso l'impianto di riscaldamento è fuori uso. Oggi ancora una protesta, protagonisti gli studenti del liceo Vittorio Emanuele II. Dopo anni senza termosifoni sembra che l'ostacolo, a detta loro, per la ripartenza dell'impianto possa essere il guasto di un contatore ancora mai riparato nonostante le sollecitazioni. Il problema è quello di un contatore, un semplice contatore. Sono stati investiti alcuni soldi nella nostra scuola, alcuni fondi, ma per un contatore e per l'inefficienza, in questo caso della città metropolitana, qui la nostra scuola continuamente manda delle mail e delle sollecitazioni, questo non viene riparato ed è maggiorato. Questo da quanto tempo succede e da quanto tempo si è senza riscaldamenti?
Allora, la nostra scuola, in particolare la succursale, è da anni senza riscaldamenti, se non da sempre praticamente. Il problema del contatore è dell'anno scorso, quando sono stati fatti dei lavori, ma per colpa di questo contatore non possono essere accesi i riscaldamenti. Ecco, quali sono le difficoltà di fare lezioni al freddo? Allora, le difficoltà sono tantissime, poiché noi facciamo delle verifiche, facciamo dei compiti e manca la nostra concentrazione. Gli studenti sono costretti a portare lenzuola, a portare coperte, scaldini o giubbotti e non riescono a concentrarsi pienamente per l'attività didattica. Siete qua alla città metropolitana per... Siamo qua alla città metropolitana per chiedere un intervento, un'attenzione delle istituzioni verso in particolare il Giusino, la nostra succursale. È arrivato il 2026, un anno che archivia il super bonus al 110%, ma che mantiene attivi tanti altri incentivi nel settore dell'edilizia per l'effetto combinato della legge di bilancio dello Stato e della finanziaria siciliana. Lo afferma il presidente dell'Ordine degli Architetti Rino Lamendola, che informa che sull'argomento si terrà un seminario informativo nel pomeriggio del prossimo 30 gennaio nella sala conferenze della Camera di Commercio di Agrigento, il nostro servizio. È arrivato il 2026, un anno che archivia il super bonus al 110%, ma che mantiene attivi tanti altri incentivi nel settore dell'edilizia per effetto combinato della legge del bilancio dello Stato e della finanziaria regionale. Gli incentivi finalizzati alla ristrutturazione e alla manutenzione delle costruzioni esistenti, afferma il presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento Rino Amendola, sono fondamentali per alimentare proficue politiche di rigenerazione urbana. Ecco perché dopo la chiusura del super bonus al 110% è importante mettere a fuoco i bonus edilizi attivi nel 2026 per effetto delle leggi finanziarie emanate dallo Stato e dalla Regione negli ultimi giorni dello scorso mese di dicembre. In particolare, continua il Presidente dell'Ordine Lamendola, la legge di bilancio dello Stato per il 2026 rilancia i seguenti bonus incentivi, quello della ristrutturazione, l'ecobonus, il sisma bonus e i bonus mobili, ai quali si aggiungono gli incentivi del conto termico 3.0, di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente dello scorso 7 agosto. Contestualmente, continua il Presidente Lamendola, la Regione Siciliana con la propria legge di bilancio ha finanziato un nuovo bonus per interventi di adeguamento, miglioramento sismico, efficientamento energetico del costruito, a cui possono accedere solo i soggetti che abbiano già fruito del super bonus 110% o del sisma bonus. I contributi del bonus regionale sono riconosciuti nella misura del 50% delle spese sostenute, con massimali pari a 25.000 euro per edifici unifamiliari autonomi e 20.000 euro per unità immobiliari collocate in edifici da 2 a 8 abitazioni. I contributi si riducono a 15.000 euro per ciascuna unità collocata in edifici con più di 8 abitazioni. Con l'obiettivo di approfondire il tema e di descrivere le modalità di accesso ai bonus edilizi attivi nel 2026 nella nostra regione, conclude il Presidente dell'Ordine degli Architetti Lamendola, abbiamo programmato un seminario informativo in programma il prossimo 30 gennaio nella sala conferenze della Camera di Commercio di Agrigento, che ha patrocinato l'evento, nel corso del quale relazioneranno esperti del settore come Giuseppe Avanzato e Giuseppe Grimaldi. E sabato presso l'Hotel San Paolo Palace di Palermo si è svolto l'evento promosso dall'UDC sull'eredità politica, culturale e morale di Don Luigi Sturzo. Grandissima la partecipazione da gente proveniente da tutta la Sicilia, con circa 1.000 persone sopraggiunte per incontrare il presidente nazionale onorevole Lorenzo Cesa e il coordinatore regionale onorevole Decio Terrana e gli altri dirigenti dell'UDC. Nel corso dell'incontro si è evidenziata la forte correlazione tra i principi di Don Luigi Sturzo e la proposta politica dell'Unione di Centro, da sempre erede dello scudo crociato e punto di riferimento per l'impegno dei cattolici in politica, come evidenziato dal segretario nazionale dell'UDC, senatore Antonio De Poli, intervenuto in videochiamata. Da Palermo, ha affermato De Poli, oggi nasce una nuova stagione politica dell'Unione di Centro, che vuole riportare i bisogni di ogni persona al centro del dibattito politico, mentre l'onorevole Cesa ha ribadito che le porte del partito
restano sempre aperte a chi si riconosce ai nostri valori. Il coordinatore regionale Terrana ha commentato soddisfatto l'evento, affermando: l'incredibile partecipazione di oggi è un chiaro segnale di una Sicilia che si riconosce in una politica di sacrificio e di proposte che rappresentano i bisogni della gente. Rinnovato con le elezioni l'assetto dell'Ordine dei Commercialisti di Agrigento per il quadrennio 2026-2030, presidente per il secondo mandato è stato eletto Calogero Dulcimascolo. I consiglieri sono Giuseppe Avanzato, Valentina Billero, Michele Di Rocco, Vincenza Ritalicata, Giovanni Meli, Giuseppe Gerardo Montalbano, Federica Mulè, Enno Saieva, Stella Vella e Sergio Veneziano Broccia. I revisori dei conti sono Claudio Arrestivo, presidente, Antonio Martoriello e Calogero Portolano. Il Comitato Pari Opportunità è composto da Rita Amato, Luigi Campoccia, Angela Catania, Maria Luisa Mulone, Lorenzo Panepinto e Giovanni Ragalbuto. Il presidente dell'Ordine Dulcimascolo ha dichiarato: intendo proseguire il percorso avviato nel precedente mandato con particolare attenzione al rafforzamento dell'autorevolezza dell'Ordine, alla sua presenza e credibilità nei rapporti con le istituzioni, alla tutela degli iscritti, al confronto professionale, al coinvolgimento dei giovani e alla trasparenza amministrativa. Passiamo alla cronaca. Un automobilista è morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla strada statale Palermo-Sciacca nei pressi dello svincolo di San Giuseppe Jato. La vittima è Giovanni Schirò, di 38 anni, di Piana degli Albanesi. L'incidente ha coinvolto 2 auto ed è avvenuto poco dopo l'1 e nell'impatto ci sono stati anche dei feriti, estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e affidati ai sanitari del 118 che li hanno trasportati in ospedale. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri. Nei giorni scorsi sono stati annunciati mirati interventi di manutenzione per mettere in sicurezza la strada e migliorarne la visibilità. Alimenti senza tracciabilità, mal conservati e minima parte scaduti. Trovato anche un lavoratore in nero e un estintore con la revisione scaduta, tutto quanto nel corso di una ispezione eseguita all'interno di un pub della via Atenea. A entrare in azione lo scorso fine settimana sono stati i poliziotti della divisione della Polizia Amministrativa della Questura di Agrigento, coordinati dal primo dirigente Cesare Castelli, con la collaborazione degli agenti della sezione commerciale della Polizia Municipale e del personale dell'ufficio SIAN dell'ASP, sequestrati inoltre 10 chili di alimenti non tracciati, mal conservati e minima parte scaduti. Il titolare dell'attività commerciale è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura di Agrigento. Allo stesso sono state elevate sanzioni per circa 1.400 euro. Invece i carabinieri della compagnia di Agrigento hanno fatto una multa da 10.000 euro al gestore di un negozio di distributori automatici H24 nella via Atenea per aver effettuato la vendita di alcolici in un orario non consentito. 3 lavoratori in nero, violazioni sulle norme che regolano la sicurezza, un impianto di videosorveglianza installato senza le autorizzazioni e il bilancio dei controlli condotti dal 13 al 16 gennaio dal personale dell'Ispettorato del Lavoro della provincia di Agrigento nei settori dell'edilizia e del commercio. In un cantiere edile a Favara 2 lavoratori su 3 sono risultati irregolari, sono state riscontrate gravi carenze di sicurezza, scavi non protetti e passaggi pericolosi. L'attività è stata sospesa e sono state inflitte sanzioni per diverse migliaia di euro. In un esercizio commerciale della città un dipendente su 7 lavorava in nero e mancava la formazione e la sorveglianza sulla sicurezza. A Canicattì rilevate irregolarità sugli scavi e sulle strutture di un cantiere, mentre a Sciacca è stato scoperto un impianto di videosorveglianza non autorizzato. Un nuovo caso di violenza domestica si è verificato a Canicattì sabato pomeriggio. Un uomo ha picchiato la moglie e la figlia minorenne procurando loro delle lesioni. La donna e la ragazzina, rispettivamente di 38 e di 15 anni, sono stati quindi portati all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Entrambi, dopo le cure e le medicazioni del caso, sono stati giudicati guaribili con una prognosi di 10 giorni ciascuno.
Il 35enne, marito e padre delle due donne, è stato rintracciato e fermato dai poliziotti del commissariato di Canicattì. A suo carico è scattata una denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per le ipotesi di reato e maltrattamenti in famiglia, percosse e lesioni personali. I fatti si sono svolti tra le mura domestiche in un appartamento dove l'uomo vive con la moglie e i figli. Gli agenti, dopo aver informato il magistrato di turno alla Procura di Agrigento, hanno immediatamente attivato la procedura del codice rosso. Un'auto ribalta con 5 giovani a bordo, ce ne parlano i colleghi di Messina. Momenti di apprensione ieri mattina intorno alle ore 4 a Milazzo, dove si è verificato un incidente stradale in via Gramsci, proprio nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco. Una vettura con a bordo 5 giovani si è ribaltata, finendo in posizione verticale. L'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo è stato immediato. La squadra ha prestato le prime cure ai 5 occupanti dell'auto, tutti di età compresa tra i 20 e i 23 anni. Fortunatamente, nessuno dei giovani è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. All'arrivo dei sanitari del 118, i feriti sono stati affidati al personale medico. La ragazza in condizioni più serie è stata trasportata in ambulanza presso un ospedale di Messina, mentre gli altri 4 giovani sono stati condotti all'ospedale di Milazzo per accertamenti. Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e alla bonifica dell'area interessata dall'incidente, consentendo poi il rientro in sede. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, per i rilievi di competenza, e una ditta privata con il carro attrezzi per la rimozione del mezzo incidentato. E si è spenta a Giusy Liberto, una figura storica e punto di riferimento per la danza nel territorio di Agrigento, tra le prime a credere e investire nella formazione coreutica locale. Per oltre 35 anni ha guidato l'Accademicentro Danza Agrigento, accompagnando migliaia di bambine e bambini nei loro primi approcci alla danza, trasmettendo l'amore per la disciplina classica a intere generazioni. Particolarmente toccante il ricordo di Totò Curabba, giornalista agrigentino, un ex collega che nei primi anni 90 aveva condiviso con lei un importante momento della sua vita. Ciao Giusy, hai rappresentato per me una parte fondamentale e indelebile della mia esistenza. Insieme abbiamo creato la vita. Sei stata una madre straordinaria, una grande professionista, capace di donare per tanti anni la tua immensa passione per la danza. Ora stai danzando con gli angeli sulla note dell'eternità. Buon viaggio. I funerali saranno celebrati oggi alle 15 nella chiesa San Lorenzo a Monserrato. Alla famiglia e al collega giornalista Totò Curabba, già marito di Giusy e padre di Valentina, le condoglianze da parte dello staff editori della nostra emittente. Passiamo ora alle notizie che interessano lo sport. Si è svolto sabato, alla presenza del patron dell'azienda Marcello Giovanini, l'inaugurazione del Paleco Green ad Agrigento, un nuovo spazio per lo sport, comunità e sostenibilità. Passiamo all'ultima notizia. In occasione della saga del Mandorlo in Fiore, evento simbolo della città di Agrigento e patrimonio di tradizioni, cultura e accoglienza, il Comune di Agrigento intende promuovere un'iniziativa gastronomica dedicata alla valorizzazione della mandorla. A comunicarlo l'assessore al ramo Riccardo Accurso Tagano, che invita a partecipare all'incontro di confronto e collaborazione per definire insieme una proposta condivisa del menù del mandorlo, da proporre durante il periodo della festa, in cui la mandorla rappresenti l'ingrediente principale e caratterizzante delle preparazioni. La riunione si terrà in data 20 gennaio alle ore 10 presso i locali in Viale della Vittoria, ex caserma dei Vigili del Fuoco. Presidente, una bella soddisfazione oggi il Paleco Green intestato alla sua azienda. Diceva lei nel suo intervento iniziale, una parte dei ricavi di un imprenditore dovrebbe essere destinato al bene pubblico. Ecco, lei ne ha dato il primo esempio. Sì, come dicevo poco fa, una parte dei ricavati, il cosiddetto benessere circolare che io intendo,
ogni imprenditore dovrebbe rimetterlo in circolazione per creare parte di quel benessere nella comunità in cui opera. Anche perché un imprenditore che poi vada ad investire nel proprio territorio, sono convinto che tutto ciò gli ritorna indietro. Presidente, la sua è un'azienda che sta crescendo giorno dopo giorno, state facendo investimenti non solo in Sicilia ma anche in Sardegna e in altre regioni. Sì, quello è un programma commerciale che sta andando bene, stiamo andando avanti, sempre la trazione siciliana, come la chiamo io, di EcoGreen, e di espandersi in tutta Italia. Adesso siamo a circa 52 negozi in tutta Italia, ne abbiamo in previsione 180 nei prossimi 3 anni, un bel programma, un bel carnet ricco da seguire. Ecco, sempre tante offerte per chi si vuole approcciare a EcoGreen. Sì, le offerte ci sono, poi nella provincia di Agrigento in particolar modo abbiamo delle tariffe avvantaggiate perché ci tengo tantissimo. Ecco, ricordiamo perché lei ha chiamato l'azienda EcoGreen, c'è un motivo ben preciso. Sì, EcoGreen dal latino ego, io, green inglese, quindi mi è piaciuto questo connubio, io sono verde. Presidente Di Giacomo, oggi questa inaugurazione ufficiale, il Palafusetti oggi si chiamerà sportivamente Pala EcoGreen, un obiettivo raggiunto considerando che lei è stato uno dei fautori di questo palazzetto e nella sua gestione che sta andando bene. Hai detto bene, il palazzetto è intitolato a Don Fusetti perché è stata la volontà popolare, l'amministrazione del sindaco Miccichè ne ha accolto subito a volo la richiesta e oggi abbiamo dato un nome commerciale come di solito si usa fare in tutti gli impianti pubblici, abbinare una denominazione commerciale, quindi per togliere tutti gli equivoci, le provocazioni che sono state dette in questi giorni, non si vuole mortificare la figura storica di Don Fusetti perché rimane il nostro mentore e di conseguenza noi pensiamo alla gestione che è un'altra cosa. Questa è una iniziativa economica importante che ci permette di gestire con più tranquillità il futuro, anche se non sono somme che ci possono soddisfare pienamente, però attraverso anche altri sponsor noi cerchiamo proprio di dare il meglio a questa struttura. Vorrei ricordare che in pochi mesi noi abbiamo comprato la lava pavimenti industriale, abbiamo comprato il Letiwall, abbiamo assunto una persona a tempo indeterminato e abbiamo adeguato i bagni con dispenser professionali ed altre cose che abbiamo fatto che non le voglio elencare, ma economicamente hanno inciso sul nostro bilancio. Io mi auguro che questa iniziativa sia supportata un po' da tutti e che si colga il segno proprio nella iniziativa commerciale per la gestione degli impianti. Linea alla regia per la pubblicità. Vediamo adesso una panoramica sugli avvenimenti sportivi della nostra provincia, dalla Serie D alla prima categoria. L'Akragas pareggia con il Noto in trasferta per 1-1. Ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini. Il campionato di Serie D girone I si è infiammato, adesso è in vetta alla classifica, a pari punti ci sono ben 3 squadre, Savoia, 9 Igea Virtus e Athletic Club Palermo, con la Regina in agguato a soli 2 punti. Più staccata invece c'è la Nissa che domenica sarà ospite del pericolante Castrum Favara. Ad Enna sullo 0-2 per gli ospiti del Vigo Lamezia, la partita è stata sospesa per nebbia. Tornando a parlare del Castrum Favara, brucia la sconfitta subita a Milazzo che fa precipitare la squadra di Piero Infantino in terzultima posizione in piena zona retrocessione. Bisogna dare un'inversione di marcia e domenica arriva il Brucolere, come detto prima, la Nissa in uno scontro drammatico che non bisogna perdere. Nel girone A di eccellenza si inceppa alle 8 il Lecata di Lillo Bonfatto, fermato sul pari da un ostico Don Carlo Misilmere. 1-1 il risultato.
finale. La vetta è sempre ben salda, ma bisogna evitare ulteriori passi falsi, anche perché le dirette rivali sono sempre in agguato. Vince fuori casa l'Unitas, sciacca sul campo del CUS Palermo, mentre il Camarat va a pareggiare a Bagheria. Ed ora l'Acregas, amaro pari esterno della compagine dei Templi, al Gonzales contro una irriducibile Noto, che consente al Priolo, vittorioso a sua volta con il Santa Croce Cromerina per 2-1, di portare a 7 i punti di vantaggio. Campionato deciso a 9 giornate dalla fine, la matematica dice ancora di no. Poi nel calcio può succedere di tutto e ci sarebbero però un paio di finestrelle da non sottovalutare, e cioè la Coppa Italia e playoff. Ritornando alla gara del Gonzales, la gara si era messa subito bene per i colori biancazzurri grazie al vantaggio di Tripoli all'ottavo. Nei secondi 45 minuti il Noto spingeva maggiormente per pareggiare i conti e ci riusciva dopo qualche tentativo. Al 73esimo un beffardo diagonale di Rossito indovinava l'angolo giusto e riusciva a pareggiare. Poi l'Acregas con Gatto e Jama colpiva attraverso e palo, ma non è assolutamente giornata. Mercoledì prossimo ancora in campo per affrontare il ritorno di Coppa Italia, fuori casa a San Giovanni Gemini, l'andata ricordiamo è terminata 4-1 per l'Acregas, e poi domenica al Totorusso di Aragona in campionato ci sarà la Sommatinese. In promozione A vincono tutte le compagini agrigentine del girone B di promozione e così migliorano la propria classifica. Aragona e Gemini mantengono le parti alte della classifica, mentre la Margheritese entra nella zona playoff. Bella vittoria esterna del Casteltermine che espugna il campo del CUS Palermo per 2-1. In prima categoria concludiamo il girone B, hanno vinto tutte le squadre di testa. Per la classifica così rimane immutata. Infatti il Fada ha recuperato soffrendo e ha superato il Colomba Bianca e mantiene 3 punti di vantaggio sulla coppia Empedoclina e Cianciana. Fada infatti ha 34 punti, Empedoclina e Cianciana di punti ne hanno 31, 4 i punti di ritardo dall'Alessandria La Rocca che si ritrova a conto 29. Il prossimo turno l'Empedoclina sarà ospite del Colomba Bianca, il Cianciana giocherà in casa con la Belsitana, mentre poi ci sarà il big match ad Alessandria La Rocca dove sarà ospite della giornata la capolista Fada. Allora, direttore, si doveva fermare il Priolo, invece ha ulteriormente rallentato l'Acregas e si complica quindi ulteriormente il cammino dell'Acregas. Sì, dovevamo oggi sperare di fare una prestazione un po' diversa da quella che poi abbiamo realmente fatto. Siamo andati in vantaggio subito, però poi non siamo stati sufficientemente bravi a chiuderla, anche in un paio di occasioni limpide che abbiamo avuto. Tra l'altro abbiamo preso anche un paio di un palo una traversa, però la legge del calcio è dura ed inesorabile, quindi quando non la chiudi il rischio di prendere il gol c'è sempre, e noi l'abbiamo preso, non abbiamo avuto poi una reazione concreta all'altezza e quindi alla fine è finita così. Recriminazioni forse sul colpo di testa di King, il portiere gli ha rovinato addosso, forse quello poteva essere un rigore, poi l'infortunio di Manna comunque ha condizionato un po' anche i cambi. Ma indubbiamente gli episodi fanno parte del gioco, se un rigore c'è o non c'è lo decide l'arbitro, se lo dà bene, se non lo dà è un rigore non dato, quindi non ci soffermiamo sugli episodi. Indubbiamente l'infortunio di Manna ci ha costretto a fare il doppio cambio per mantenere le categorie under in campo, e quindi qualche alternativa ce la siamo giocata, però non è un attenuante, è andata così e basta, andiamo avanti. Il Priolo allunga a +7, che cosa significa? Significa che sono più bravi di noi, a chi è più bravo di noi bisogna fare solo i complimenti, fare gli applausi. Noi comunque continuiamo perché il campionato, le partite diminuiscono ma ce ne sono ancora tante, e poi ad aprile vediamo dove arriviamo. Intanto mercoledì c'è l'impegno di Coppa. Impegno di Coppa da non sottovalutare, a questo punto diventa fondamentale non steccare le partite in Coppa, perché mancano 5 partite alla finalissima che porta in eccellenza. È un obiettivo che dobbiamo coltivare
con lo stesso impegno e con la stessa dedizione che abbiamo riservato al campionato sinora, lo continueremo a fare. Da martedì si riprende solo con il lavoro. Mister, avete fermato ulteriormente l'Agragas, avete fatto un bel favore al Priolo che è salito a +7, ecco, una bella soddisfazione per voi. Ma guarda, te lo dico con molta onestà, noi il favore ce lo siamo fatti da soli, non facciamo favori a nessuno perché dobbiamo guardare il nostro percorso. Siamo attardati perché abbiamo fatto un inizio poco felice, adesso ci siamo rimboccati le maniche, veniamo, questo è il 6º risultato utile consecutivo, quindi insomma ci dà sicuramente forza. Credo che alla fine lo abbiamo anche meritato per come abbiamo giocato, cospetto di una squadra che è fortissima e che sicuramente mi sembra un po' troppo lungo il distacco che c'è, però purtroppo a volte nel calcio gli episodi fanno la differenza, quindi noi, ripeto, siamo contenti per il nostro di percorso perché abbiamo un obiettivo e vorremmo raggiungerlo, quindi non è un discorso Agras o Priolo, loro stanno facendo un campionato a parte e se la vedranno loro fino alla fine. Noi, come abbiamo giocato oggi con l'Agras, giocheremo con tutte le squadre perché, ripeto, non possiamo permetterci di sbagliare, dobbiamo provare a fare il massimo, quindi questa, diciamo, è la nostra strada. Era questa la partita che si aspettava? Beh sì, tra l'altro eravamo veramente in grossa emergenza, abbiamo finito insomma la partita con 2 centrocampisti in difesa perché dietro purtroppo abbiamo parecchie emergenze. Sapevo comunque che l'Agras era forte, sapevo che potevo fargli male sugli esterni, abbiamo provato a prepararla così, a tratti ha funzionato. Credo che abbiamo avuto anche parecchie occasioni onestamente che potevamo sfruttare, ovviamente anche l'Agras, ma l'Agras insomma è veramente una squadra forte, ben allenata, ha tutto per arrivare. E credo che ancora comunque ci sia la possibilità. Noi sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima, penso che quando insomma metti quel qualcosa in più, qualcosa di buono la raccogli e io oggi sono soddisfatto dei ragazzi. Grazie mister. Grazie a voi. La Castrum Favara gioca bene ma è sconfitta a Milazzo nella prima gara di mister Infantino, il collega Giuseppe Moscato. Non è bastato il ritorno in panchina di mister Pietro Infantino alla Castrum Favara per interrompere la striscia negativa. Cuore e prestazione non sono bastati per vincere la partita o quantomeno portare il risultato in un incontro che comunque è stato giocato con equilibrio da entrambe le squadre. A Milazzo arriva così la 4ª sconfitta consecutiva, la prima della nuova era tecnica, al termine di una gara decisa da un episodio alla ripresa. A condannare i favaresi infatti è un gol dell'attaccante Galesio che al 58esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, trova la deviazione vincente di testa e regala al Milazzo 3 punti pesanti. Un gol che punisce oltremodo una Castrum Favara ordinata, generosa e sempre in partita, ma poco concreta sotto porta. Nel primo tempo è il Milazzo a fare il gioco, ma Castrum Favara risponde con personalità e va vicino al gol. Nella ripresa il Milazzo alza i giri del motore, al 53esimo Currò tenta una acrobazia spettacolare e il preludio del gol decisivo che arriva 5 minuti più tardi con Galesio. Sotto di un gol la Castrum Favara prova a reagire, Infantino ridisegna l'assetto offensivo, inserisce Tripicchio e Menezes che si aggiungono a Varela e Piazza, quest'ultimo tra i migliori in campo, ma finisce 1-0 per il Milazzo. Ma dal Marco Salmeri arrivano segnali incoraggianti per la Castrum Favara. Rispetto alle ultime uscite, i gialloblu hanno mostrato personalità, organizzazione e voglia di lottare. Ma sentiamo l'intervista in sala stampa con mister Infantino. Mister Infantino, alla fine di questo match del Salmei sicuramente non è la bacchetta magica, riprendi un percorso, ma l'esordio non è stato sotto l'aspetto del risultato positivo, una sconfitta, ma ovviamente hai visto qualcosa di buono sui tuoi ragazzi, non era facile ripartire subito e trovare tutto a puntino. No, sicuramente è stata una partita giocata a ritmi alti contro un avversario che ha grandissime qualità in un campo che loro conoscono, spinti da un bellissimo pubblico, però noi ci siamo parlati giovedì, il primo giorno di allenamento, e volevo vedere solo una reazione
una reazione caratteriale, una reazione, una squadra che deve dare segnali che è viva, segnali che crede nell'obiettivo e l'hanno dimostrato. Credo che abbiamo fatto degli errori, sicuramente sotto l'aspetto tecnico, tattico c'è da lavorare, però c'è grande disponibilità e poi quando vedo sudore, quando vedo cuore, credo che sei già a metà dell'opera. Hai trovato una squadra completamente diversa da quando l'hai lasciata, il mercato ancora è aperto, possiamo dire, quindi c'è la possibilità di rimpinguare. Cosa manca a questa squadra per tirarsi fuori dalle sabbie mobili, perché sicuramente la classifica non sorride, adesso quanto sconfitta siete arrivati a pagare. Sì, no, io queste discussioni, gli alibi, quello che ci sono giocatori nuovi, a me queste discussioni non mi piacciono. Quando uno subentra, quando uno rientra, credo che tutti i giocatori che sono in rosa sono i propri giocatori. Con qualcuno sicuramente c'è ancora un po' di lavoro sotto l'aspetto tattico, sotto l'aspetto fisico, però io sono contento di questi ragazzi. Loro hanno sposato in pieno le mie idee, oggi l'hanno dimostrato, però il lavoro che abbiamo fatto in questi 3 giorni si è visto. Però il lavoro che abbiamo fatto nei primi 60 minuti credo che lo dovremmo fare per 95 minuti e sono convinto che questa squadra con queste caratteristiche può centrare l'obiettivo. Non so la posizione, però io credo che come l'anno scorso possiamo salvaguardare questo patrimonio per Favara, che è la Serie D. La prossima è sempre la più difficile, occorrerà però far punti perché basta con le chiacchiere? Sì, ma sicuramente sì, come oggi. Cioè, dicevo sabato mattina in pre-gara, credo che noi non possiamo guardare l'avversario, noi dobbiamo guardare noi stessi, come oggi. Sapevamo di affrontare una squadra serena, una squadra con giocatori importanti, esperti, che ha una sua fisionomia, c'è un allenatore che io stimo tantissimo, però noi ce la siamo giocata, abbiamo attaccato alti, ma l'abbiamo pressati e così faremo con l'avversario di turno, perché credo che tutti hanno più punti di noi, non è che lo scopro io, però domenica c'è un derby, una partita molto sentita e credo che al di là dei punti ci sono anche il campanilismo che è importante per la nostra gente. E l'Aragona Calcio vince contro l'Aspra per 3-1 nella terza giornata di campionato di promozione Girone A ed è sempre in testa alla classifica. Davide Sardo. Post gara Aragona Aspra 3-1 il finale, in sala stampa Stefano Zammito per commentare questa vittoria importante per la classifica ma arrivata con tanta sofferenza. Sì, sicuramente è una vittoria abbastanza importante per il nostro proseguo del campionato. Naturalmente queste sono le partite che se entri con l'approccio sbagliato diciamo che vai in difficoltà, però al secondo tempo siamo usciti fuori e abbiamo portato a casa la posta in Bali. Che partita è stata tecnicamente, tatticamente? Ma è stata una partita abbastanza difficile perché naturalmente chi viene in casa della capolista non regalerà mai nulla e loro naturalmente cercano dei punti per la salvezza, però alla fine è andata bene e noi continuiamo sempre per la nostra strada. Aragona che crea tante occasioni da rete ma le fallisce anche. Cosa succede a questa squadra? Ma purtroppo sì, al primo tempo abbiamo creato tanto, però non siamo riusciti a concretizzare. L'importante è che alla fine, poi al secondo tempo, siamo usciti fuori bene e siamo riusciti a vincere la partita. Cosa ha detto finora questo campionato? Ma sicuramente ci vede al primo posto, però noi continuiamo sempre per la nostra strada, lavorando sempre al massimo e a fine campionato tireremo le somme. In sala stampa il dirigente Giuseppe Maligno per commentare questa vittoria, l'ennesima dell'Aragona, in casa contro un Coracio Aspra di Bagheria. Assolutamente sì, è stata una partita molto combattuta, l'Aspra giustamente naviga nei bassi fondi della classifica, però è venuta qua a giocarsela, giustamente deve cercare di salvarsi. Noi abbiamo sbagliato tanto nel primo tempo, abbiamo avuto tante palle gol, potevamo chiudere la partita subito, però alla fine dai, va bene così.
3 vittorie in questo 2026 per l'Aragona, adesso si va a Mazzara del Vallo, trasferta insidiosa. Trasferta durissima, sì certo, anche perché oggi il Mazzara ha perso San Giovanni Gemini, quindi avrà voglia di rivalsa. Noi ovviamente dovremmo andare in tutti i campi cercando di vincere e poi alla fine tireremo le somme, speriamo bene. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. Questo è tutto e vi auguriamo una buona serata e state attenti per l'allerta meteo. Grazie, buona serata.